Alessandro Venier sarebbe stato ucciso il 25 luglio. A fornire questo dettaglio agli inquirenti è stata la madre, Lorena Venier, di 61 anni, che ha escluso i futili motivi nell'interrogatorio reso al sostituto procuratore Giorgio Minillo già nella serata di ieri. La donna, assistita dall'avvocato d'ufficio Giovanni Denardo di Udine, secondo quanto riferisce il suo legale, ha confessato l'omicidio e anche di aver fatto a pezzi il cadavere. So che ciò che ho fatto è mostruoso, ha detto al magistrato, rendendo una confessione piena e dettagliando anche il movente, su cui Denardo non si è voluto sbilanciare, ma non ci sarebbero futili motivi alla base del gesto. Inoltre non è stato riferito di una particolare lite scatenante. La vittima è stata uccisa e il cadavere fatto trovare a pezzi in un bidone della spazzatura coperto di calce nel garage di casa a Gemona. Gli inquirenti stanno accertando la calce quando sia stata acquistata, se prima o dopo l'omicidio. Del delitto sono accusate la mamma e la convivente colombiana di 30 anni, Meilin Castro Monsalvo. Le indagini ora proseguono con tutti gli accertamenti medico-legali per capire se alla vittima sono stati somministrati farmaci o droghe, come è stato fatto a pezzi e in che momento. L'avvocato Denardo riferisce di una donna visibilmente scossa per il gesto, crudele e contro qualsiasi regola naturale. Nell'interrogatorio la 61enne infermiera di Gemona ha escluso il coinvolgimento di altre persone al di fuori dei presenti in casa. Saranno adesso da accertare i livelli di responsabilità. La convivente colombiana della vittima invece ha avuto un malore in carcere ed è stata ricoverata in ospedale. Il suo interrogatorio è stato rinviato all'udienza di convalida fissata per domani mattina in tribunale a Udine davanti al giudice per le indagini preliminari, che oltre a pronunciarsi sulla convalida dell'arresto dovrà anche stabilire quale misura cautelare applicare. Meilin Castro Monsalvo, in attesa dell'udienza dove dovrà chiarire il suo ruolo, prima di essere ricoverata ha incontrato nel carcere di Trieste gli avvocati di fiducia Federica Tosel e Francesco De Carlo del Foro di Udine. La vicenda è delicatissima, ha riferito l'avvocato Tosel. Serve la massima cautela anche in ragione delle sue condizioni di salute ed è la presenza di una bimba di pochi mesi, la cui posizione va assolutamente tutelata.